radiolibertà.net. Va ora in onda. Lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici@gmail.com. Bentrovati amici, oggi proseguiamo il nostro discorso che avevamo lasciato la volta precedente, ma prima di far quello era opportuno fare una specie di prefazione. Alla domanda come mai ci siamo addentrati così a fondo sul discorso emuntoriale, la risposta è semplice. Adesso molti di voi incorreranno in quello che è il discorso di allergie stagionali. Quindi, per fare in modo di far questo, è opportuno che il vostro sistema immunitario, che è collegato solo e esclusivamente a una pulizia intestinale, sia perfettamente funzionante. Non solo intestinale, ma tutti gli emuntori. Parleremo di quello renale oggi, ma questo serve per farvi capire che noi nasciamo, potremmo avere delle intolleranze, ma tutto dipende sempre dal discorso del terreno. Il terreno darà buoni frutti in base a come lo coltiviamo e noi è lo stesso discorso per quanto riguarda. Sappiate questo, in molti mi dicono, cavolo, adesso i miei bambini hanno avuto l'influenza, sicuramente farò il giro anch'io. No, non è detto. Partendo dal presupposto che i bambini devono avere questa evoluzione perché si deve rinforzare il sistema immunitario, non è assolutamente scritto da nessuna parte questo che vi viene spesso detto. Molti magari dicono, vedi adesso ho sentito il telegiornale che arriva quest'orda di influenza, ma non esiste una flotta di virus che viene a voi, esiste l'incapacità del vostro organismo di avere una corretta difesa immunitaria. Ci sono persone che tranquillamente hanno tutti i loro organi emuntoriali e oggi in maggior ragione andremo a vedere quello che è il discorso renale, che vi permettono tranquillamente di affrontare tutto con serenità. Quindi scollegate il collegamento influenza con anti-influenzale. Il collegamento corretto è pulizie degli organi emuntori, quindi la pelle funziona bene, i polmoni funzionano bene, i reni funzionano bene, l'intestino e il fegato funzionano bene e vedrete che farete una vita sana e tranquilla. E per quanto riguarda il discorso alimentare, come abbiamo visto, avete visto che qui vi abbiamo dato degli ottimi consigli per poter agire, ma ricordatevi che poco di tutto è la dieta del buon senso. Ora andiamo a vedere quello che è il discorso dell'emuntorio renale. Quindi il sangue è carico di sostanze di rifiuto che è condotto ai reni, è condotto dalle due arterie renali e una volta purificato torna a uscire attraverso le vene renali che a sua volta si gettano nella vena cava inferiore. I rifiuti filtrati vengono diluiti in acqua ed espulsi sotto forma di urina. Questa, l'urina, viene raccolta nei bacinetti renali e viene quindi condotta attraverso gli ureteri fino alla vescica. E la vescica, naturalmente, è il serbatoio dell'urina e si svuota mediante l'azione degli sfinteri lungo l'uretra. I reni sono situati da una parte e dall'altra della colonna vertebrale, più o meno all'altezza delle ultime vertebre dorsali e delle prime lombari, e sono posti sotto la volta del diaframma e sono protetti quasi interamente dalle costole. Ed ora vi spiego. La filtrazione del sangue nei nefroni avviene nel modo seguente. Il sangue viene condotto ai reni dalle due arterie renali, non vene, ma arterie renali, che diventano a man mano più sottili per ramificarsi infine in una rete capillare che penetra nei glomeruli.
Le pareti dei capillari sono provviste di pori estremamente fini che agiscono come filtri. La filtrazione propriamente detta avviene grazie alla differenza di pressione che esiste da ogni lato delle pareti dei capillari. Quindi, appunto, per spiegarvi il tutto, quando l'acqua e le piccole molecole attraversano queste pareti e penetrano nei canicoli, le cellule sanguigne e le grosse molecole proteiche sono trattenute nei capillari. Quindi l'urina è il risultato della filtrazione del sangue a opera dei reni. Per garantire una buona depurazione del sangue a opera dei reni, si devono tenere in considerazione determinati punti. Innanzitutto la qualità della membrana filtrante. Se è danneggiata da rifiuti troppo irritanti, svolge male il suo compito. Poi abbiamo anche la concentrazione dei rifiuti nel sangue. Se supera la capacità funzionale del filtro, i rifiuti non verranno più filtrati e rimarranno nel sangue, dove, accumulandosi, chiuderanno il filtro renale. Altro è la natura dei rifiuti. Può trattarsi ai nostri giorni, ed è sempre più probabile, di sostanze chimiche o di sintesi non previste dai cicli biologici e perciò tali che i reni non riescono a filtrarne correttamente. Ne risultano microlesioni oppure un inquinamento del filtro e di conseguenza una meno attività di eliminazione delle tossine. E poi abbiamo anche la pressione sanguigna. La filtrazione del sangue dipende dalla pressione con cui questo attraversa il filtro renale. Se la pressione è normale, la filtrazione avviene correttamente. Viceversa, per chi sia ipoteso, cioè con una pressione bassa, la pressione sanguigna può non essere sufficiente a far sì che avvenga una filtrazione corretta, ma anche il flusso sanguigno, in una stretta dipendenza della pressione sanguigna, anch'esso influenza la filtrazione, perché il flusso sanguigno è la quantità di sangue, espressa in litri, che circola in un dato tempo. Maggiore è la quantità di sangue che attraversa i reni, meglio il sangue sarà depurato. Una persona che perde molta acqua, sia per eccessiva traspirazione sia per diarrea, urinerà meno. Viceversa, una persona che beve molto urinerà di più. Quando il consumo di liquidi non sia sufficiente, i reni non verranno stimolati nel loro lavoro e il poco liquido disponibile non offrirà sussidio adeguato per una buona eliminazione delle tossine. Le urine saranno in questo caso scarse e molto concentrate e il loro ristagno faciliterà appunto la formazione dei calcoli. Grazie per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento è per la settimana prossima, dove andremo a affrontare un argomento importante che è la velocità della circolazione, ma anche i segni di funzionamento renali, se sono corretti oppure se sono alterati. L'appuntamento è per la settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Omar dropped it. Benvenuti amici, oggi parleremo di un argomento tecnologico che può interessare tutti coloro che giocano quei videogiochi online. La domanda è sicuro giocare online? La risposta è sì, indipendentemente che voi utilizzate un PC, uno smartphone o una console.
Generalmente, o anche via cloud, è sicuro giocare online, a patto che anche in questo caso voi non vi addentrate a premere dei link, tra virgolette, "sospetti". Molto spesso magari un giocatore potrebbe dirvi: "Cerchiamo di fare magari una partita tra noi, clicca su questo link". Ecco, questo cercate di non farlo. Steam, la PlayStation, l'Xbox, il Nintendo vi offrono sempre comunque un sistema di protezione, però al di fuori di questi non riescono a proteggervi. Stesso discorso vale anche per le mod. Le mod sono dei piccoli programmi che si possono scaricare e vanno a migliorare l'esperienza di gioco. Esistono dei siti che sono affidabili, come ad esempio ModDB oppure Nexus Mod, e questi vi permettono di visionare se il file è stato scansionato da virus o no. Questo per dirvi che anche in quei siti, anche se avete un sistema di antivirus aggiornato, fidatevi solo delle mod che hanno delle recensioni positive, così come l'online. Cosa può succedere? Se voi cliccate, tornando al discorso dell'online, in una partita o andate da un'altra parte oppure accedete a un finto Steam, il malintenzionato l'hacker potrebbe rubarvi le credenziali e voi non avete più accesso alla vostra libreria di giochi, quindi dovete poi chiedere l'assistenza, dare dei connotati che potrebbero essere la carta d'identità piuttosto che anche il codice fiscale per verificare che realmente siete voi, e in questo modo vi permetterà di ridarvi la libreria. Nessun allarmismo, tutto tranquillo. L'importante è questo: cercate sempre di giocare in serenità, di evitare dei climi tossici con minacce o altro. Se vi danno fastidio potete o segnalare oppure mettere muto, ma mi raccomando rimanete sempre all'interno del vostro server, che ripeto possa essere Steam, possa essere Nintendo, PlayStation o quello che usate, e cercate di non cliccare mai su messaggi privati, non fate nessun reset della password a meno che non l'avete chiesto voi, e affidatevi, se invece siete dei giocatori di PC che utilizzano le mod, sempre su siti che possono essere sicuri. Sembrano delle cose basilari, magari per giocatori di vecchia data come sottoscritto, però per i principianti, per i neofiti, è un attimo magari incontrare un giocatore che si presenta forte, quando in realtà è un cheater, ovvero è colui che è forte perché utilizza dei trucchi, chiamati alla vecchia maniera, per essere invincibili, per addescare potenziali follower e rubarvi quelli che sono le password e quant'altro. Quindi mi raccomando, anche in questo caso, cercate di evitare delle chat con persone che non conoscete e rimanete sempre all'interno dei servizi che vi hanno dato per poter sfruttare la partita con tranquillità. E mi raccomando, aggiornate sempre il sistema operativo e aggiornate sempre anche quello che è il discorso del vostro antivirus. Grazie e alla prossima. Omar dropped it.